Stefano Giannotti, un 3-1 che però dimostra che Padova ha fatto un passo avanti rispetto alla gara con Latina. Beh, certamente stasera è stata una prova di orgoglio e soprattutto visto la pessima prestazione di domenica scorsa ci scusiamo con i tifosi e stasera sì, abbiamo messo in campo il cuore, giocavamo contro una squadra che sulla carta almeno era, diciamo, invincibile, insomma un po' una squadra da battere e con un po' di spregiudicatezza, qualche errore di troppo abbiamo tirato avanti fino al quarto set. Secondo me adesso oso un po', magari un punticino non ci avrebbe fatto proprio scomodo, insomma. Una squadra che comunque sta incominciando ad allenarsi a pieno regime, diciamo con tutti gli effettivi solo negli ultimi giorni. Certamente non è stato facile allenarsi continuando a cambiare giocatori titolari e anche diciamo della squadra secondaria. Bisogna adattarsi, è un campionato duro, difficile, sappiamo che qualche acciacco ci sta e proviamo a fare del nostro meglio anche con i giovani che vengono ad integrare la prima squadra e se questi sono i risultati, insomma, vuol dire che lavoriamo bene, peccato però veramente stasera. Grazie, in bocca al lupo. Crepi, ciao.